Diventa uno stress dover pensare addirittura di dormire all'interno del locale per evitare che succedano queste cose. E perché il titolare di questo locale in via Terraglio a Mestre pensi di dormire tra tavoli e cucina è presto detto. Il 31 dicembre la spaccata dei ladri che hanno sfondato una porta finestra con un tombino rubando il fondo cassa, ma 24 ore dopo i malviventi sono tornati sfondando nello stesso modo l'altra porta finestra senza però entrare. È tempo di rimettere in ordine un attimino il locale dopo che siamo stati costretti a chiudere il 2 proprio perché non riuscivamo a garantire un servizio accettabile, e questa mattina ci siamo accorti che hanno riprovato ad entrare spaccando l'altra porta finestra. Un fatto davvero inquietante che pone domande e mette preoccupazione all'imprenditore. È anche un po' un sospetto che magari non sia un dispetto, una ripicca per la denuncia che comunque abbiamo fatto. Le immagini di videosorveglianza sono state consegnate alle forze dell'ordine, sono intervenuti prima i carabinieri e poi la polizia la seconda volta, forze dell'ordine che il gestore ringrazia ma che nello stesso tempo chiede più controlli. Alcune attività sono state visitate dai ladri qui intorno anche negli ultimi giorni. Noi sappiamo benissimo che comunque Mestre è una città che in questo periodo è difficile, sappiamo che le forze dell'ordine sono impegnate, sappiamo che hanno già il loro bel da farsi e capiamo che comunque non è semplice. Però allo stesso tempo abbiamo bisogno di essere un attimino anche più tutelati e sentirci più al sicuro. Chiediamo più attenzione, un impegno leggermente maggiore, nonostante sappiamo che comunque si stanno già dando da fare. Intanto, incassata la solidarietà sui social da decine di colleghi e cittadini, ora qui la priorità è dare una risposta ai clienti e non perdere altri giorni di lavoro.